qua, Televignole ancora la becca è Graziano Morandi, che lei sta per anni consigliere comunale, quindi insomma, e può di essere anche un candidato presidente della nuova Repubblica. Che dici, Graziano? Beh, di impegni ne ho già avuto abbastanza. No, bisogna parlare diretto. Sì, No, è che... Beh, penso di aver fatto abbastanza. Per ho capito. Ma ascolta, cosa pensi di questa storia della Repubblica per suo conto? È una roba che può naro? Ma la poderia andare se che fosse i paesani di Vignole che gli interessa qualcosa. Ah, ho capito. Ma ti dici che non la ciapa come idea, no? Ma no, la poderia ciapparsi, tutti quanti sarebbero come interessati come me, come Gianni, Bertaglini, qualcun altro. Ho capito. È che tutti quanti è perso conto e non si occupa di niente. Ho capito. Né di politica, tutto va bene finché non mi ciapa per il cuore. Ho capito. Ascolta, però intanto si potrebbe comunque scominciare come dicendo da te, a rifarsi al 28, no? quando gli ha portato via il comune di Oltresarca. Il comune di Oltresarca le sta anche una bella cosa giusta, perché mi porterei via anche il comune di Arco. Ho capito. Nel senso che non potremmo lamentarne sempre che paghiamo molte tasse e dopo volendo il comune di Valle, volendo i comprensori, volendo i comuni. Ho capito. Allora bisogneria dire, se vogliamo pagare le tasse bisogneria un po' tutti quanti accettare. Ma e te come presidente, le dico ad Amina, vedresti bene o? A me, se riesco a portare avanti le cose di Vignole e di Oltresarca potrei andare bene. Ho capito. E chi anche la storia della banca, che bisogneria, questa idea di fare la cari Vignole, perché insomma qui da qui dice vieni su e ne porta via la vecchia cassa rurale di Oltresarca, no? Che fate? Vabbè, la cassa rurale di Oltresarca era una bella idea all'inizio e adesso mi penso che la poteria anche restare così come che è. Perché prima non è che la funzionava sto granché, insomma, dai. Ho capito. Praticamente eravamo anche molto più soggetti agli umori dei consiglieri, ecco. Ti porti si sta nei marinai, no? A noi rischia che ne manca il LAC, però che è l'idea del Morandini di tirare su il LAC fino a Vignole. Che dici di questo? Potrei andare in barca direttamente al lago. Ecco. In canoa, così si eviteria di fare le file. Magari sbarcando il Salom, così che diventa subito a Sciacca. Ecco, esatto. È tutto navigabile. Perfetto. Grazie a Graziano. E allora, ormeggiano le vele lì all'agricoltura Tre Frutti, anche? o lì all'altro Maso Fontane. Benissimo. Da lì può andare sia all'H in barca sia in montagna per mountain bike. Benissimo, grazie a Graziano Morandi e ricordate che sto qua sta un marinaio di quei di una volta. Alla prossima.